Fairford, dove hanno volato per la prima volta in Europa, e le altre due manifestazioni che hanno volato, ed eccoli qua che sono in arrivo, in 4, le altre due manifestazioni che hanno volato sono quella di ieri a Grado e la Volgina di Riso. Well, again, the training process was in Italy for 6 months, and they have completed the rest of training in the UAE. It was very intensive challenge for them, especially in the hot summer. As you know, our weather is too hot, so they did very good job and they achieved their desired target. Ecco, lui ci ha detto appunto, vedete i colori, sono bianco, verde, rosso e nero, i colori loro, ma lui ha detto che l'inizio del loro addestramento è stato proprio in Italia. I primi 6 mesi di addestramento li hanno avuti a Rivolto, dopodiché l'addestramento è proseguito negli Emirati. Ecco, vedete l'uscita da questo looping. My friend, I would like to tell you that we have also the number 2 pilot here, Major Pilot Mohammed Rashid Al-Swedi. He's with me right now. So can we say hello for him? I will give him the mics to just be here, but unfortunately I want to be up there in the sky. But because we have number 3, he's sick, so number 2 he should stay on the ground. Vedete, si regolano esattamente come noi, cioè il maggiore che è il numero 2, il primo gregario di sinistra, oggi è qui a terra perché il primo gregario di destra è indisposto, per cui hanno tolto lui che è in simmetrica. Inoltre anche il solista oggi ha avuto un problema, per cui la formazione anziché di 7 come era annunciato sta volando in 4 velivoli. And I hope for everybody to enjoy the show and to see you everywhere here soon in Italy. E il maggiore ci augura ancora di potervi divertire nel guardare questo show, questa loro dimostrazione. Naturalmente il velivolo, come vedete, sono veramente anche dal punto di vista ottico, di immagine, sembrano proprio i nostri MB339. Naturalmente il volo è adattato alle caratteristiche del velivolo, come lo fa la nostra pattuglia acrobatica, e soprattutto alle caratteristiche dei piloti. Pronti per questa apertura, questa palma, la vedremo con i fumi colorati, una bellissima manovra. Vedete, bianco, verde, rosso e nero. Adesso il tutto trasformano in bianco il colore ed è l'apertura di questa figura, la palma. Naturalmente è fatta con 6 velivoli, è molto più significativa, però ciò non toglie che anche con 4 velivoli si è resa perfettamente l'idea di questa figura, e il vento che è calato ce la fa apprezzare con una certa permanenza che è molto piacevole da vedere. Ricongiungimento a un'altra manovra che è una foglia di quadrifoglio esterna, come la chiamano loro outside cloverleaf. Attenzione quindi la salita per questa foglia di quadrifoglio per rientro esterno. Ecco, vedete l'angolazione di 90 gradi per creare la foglia e poi l'uscita esterna. Virata a destra. Probabilmente in questo momento i piloti sono soggetti a una accelerazione di gravità per 4-5 giri e poi si riportano di fronte a noi per eseguire un'apertura da osservare per l'apertura. Di nuovo i fumi colorati ed ecco l'apertura, molto spettacolare con i fumi, meritano veramente un applauso.
ora ricongiungimento di nuovo per poi presentarsi nuovamente per un looping. What do you feel when you are inside of a loop? I mean, It's 1, 3 to 5 Gs, and it is pleasant feeling, by the way. I'm inviting everybody to try this feeling. ecco, invita tutti a provare questo feeling di 4-5 G, che non sono poi tanti in effetti, che si provano durante l'esecuzione di queste manovre, looping e soprattutto nella parte uscita dei looping. Ed ecco, vedete i ragazzi che fanno, questi piloti che fanno questo looping a T, vi avevo detto 3 velivoli in linea di fronte e il numero 4 allineato al numero 1. Attenzione adesso che si preparano per un'altra manovra suggestiva. Quella che viene chiamata Caterpillar, è quella che gli inglesi chiamano tuck under brake. Vanno in salita e fra un istante inizia la manovra. Il primo apre, ecco il Caterpillar, l'apertura sincronizzata per poi venire verso di noi. Ecco, questa figura è il Caterpillar, come vedete è un break con apertura verso il basso, la ragione per cui gli inglesi lo chiamano tuck under brake della Al-Fursan National Aerobatic Team. Eccolo di fronte a noi, la salita. L'uscita dal looping e ora la preparazione per l'esecuzione del cuore, il cuore della Al-Fursan National Aerobatic Team. Ed eccolo il cuore, molto bello. Vedete come oggi con la permanenza dei fumi sarà disegnato veramente in maniera eccezionale, ed è con questo cuore che gli Al-Fursan vogliono dedicarlo al pubblico di Jesolo per dimostrare il loro affetto. Un grande applauso alla pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti. Questa torta. Adesso chiediamo di nuovo e adesso è una sorpresa per voi, mentre effettua l'ultimo passaggio la pattuglia Al-Fursan. A questo punto ve lo traduco prima ancora che lui lo pronunci. Vi dice che alla fine di questa manifestazione vuole ringraziare tutti quanti voi per aver partecipato a questo successo, a questo show di successo, e desidera ringraziare dell'ospitalità e vi augura tanta velocità e di avere una felice giornata e un arrivederci. Major to you. Major, it's been a pleasure to work with you, and best wishes for your team.